oggi, in questo pomeriggio, la problematica della difesa delle culture, l'applicazione della difesa integrata nel territorio regionale e cosa offre il panorama regionale per applicare bene la difesa integrata sulle nostre culture, sulle principali culture del Veneto. Innanzitutto dobbiamo considerare la normativa e dobbiamo sapere che già dal gennaio 2014 è obbligatoria per tutte le culture e per tutto il territorio regionale e non solo regionale, nazionale, europeo, tutti gli Stati membri, l'applicazione dei principi della difesa integrata. Quindi già dal gennaio 2014, a qualcuno sembrerà fantascienza, ma così dovrebbe essere. Siamo già in ritardo in molti casi. È in revisione il PAN, il documento, il piano d'azione nazionale per l'applicazione della difesa integrata di ciascun Stato membro e quindi anche dell'Italia. Attualmente vige quello ancora datato da qualche anno, il decreto legislativo è del 2012 e quindi è già passato qualche anno, è in fase di revisione, ma il nuovo documento non è stato al momento ancora approvato. Resta quindi valido tutto quello che è previsto nella documentazione che già conosciamo da anni e, ribadisco, è obbligatorio ad oggi per qualsiasi cultura l'applicazione dei principi della difesa integrata. E allora vediamo quali sono i principi della difesa integrata. Partiamo da una cosa che fa venire mal di testa. Cos'è un ecosistema? Perché l'applicazione dei principi parte dal concetto della conoscenza di dove andiamo a operare. E noi andiamo a operare in un sistema, su un ecosistema molto complesso. Voi lo vedete riprodotto in termini molto, molto semplici, è un ecosistema che è composto da un suolo, da una cultura, da tanti micro, meso, macroorganismi al suo interno, è composto da una parte epigea, sopra il terreno, che a sua volta avrà tanti organismi più o meno utili, micro, meso, macro, che continuamente interagiscono fra di loro e che si muovono, crescono, interagiscono a seconda del microclima che si trovano, microclima che a sua volta è influenzato dal macroclima della zona dove mi trovo. E la prima cosa che dobbiamo sottolineare è che questo complesso ecosistema fatto di migliaia e migliaia di organismi che continuamente interagiscono fra loro, compresa la pianta coltivata da cui io voglio ottenere dei prodotti e anche un reddito, continuamente mutano. E quindi se io oggi ho un equilibrio in questo ecosistema, domani probabilmente ne ho un altro, perché alcuni di questi organismi sono mutati, hanno interagito con altri microrganismi e hanno portato il mio ecosistema in una continua evoluzione a uno stato di equilibrio diverso. E questo stato di equilibrio diverso, come abbiamo detto, è influenzato dal clima, dal mio microclima che è influenzato dal clima, è influenzato anche magari da qualche parassita esotico che mi arriva ogni tanto ed è frequente che arrivi nella nostra società, e quindi questi equilibri in continua evoluzione sono determinati da fattori che io non ho sotto controllo. Quello dell'agricoltore è il mestiere più difficile del mondo, perché non avendo sotto controllo i fattori principali, lui ha solo due possibilità: avere un gran cervello, grande capacità di organizzazione, avere tutto pronto sempre per entrare dentro in campo quando gli è consentito, e essere flessibile. Non esiste sabato, non esiste domenica, se piove fino a Venere, sabato bisogna che vada dentro a fare il trattamento. E non è che sabato ma mi deve andare in montagna, no, devo andare in campo, altrimenti se io non faccio un disturbo entro una certa data e supero per esempio lo stadio di sviluppo del mais o di qualche altra cultura, non lo faccio più quel disturbo, salvo incendiare il mais o comunque danneggiarlo. Per cui la vita dell'agricoltore è una vita condizionata da fattori che non ha sotto il suo controllo. Deve essere quindi bravissimo, ben organizzato e flessibile. Deve far sottostare tante esigenze a questa esigenza primaria che è quella della gestione agricola del suo ecosistema.
Dentro questo ecosistema, quindi complesso, in continua evoluzione, difficile da gestire, noi interveniamo con le lavorazioni, e quindi se io scelgo un tipo di lavorazione influisco su questo ecosistema che si sposterà su un altro punto di equilibrio in un certo modo, perché ho scelto di fare l'aratura, oppure ho scelto di fare il sodo, oppure ho scelto di fare una minima, oppure ho scelto di fare cosa, oppure io sono filosoficamente un biologico e faccio delle scelte di tipo biologico, invece sono un convenzionale tiranniciuto che mi piace bombardare, perché così quelli che ti dicono no, l'unica roba seria, un bel fitofarmaco duro è l'unico che funziona, no? C'è anche questa mentalità, e quindi là invece avrà un altro impatto, e così via. Quindi nelle mie scelte, quando io vado a fare un intervento di concimazione, io cosa farò? Andrò a far sviluppare di più la cultura, a renderla magari più resistente a qualcosa, perché sta meglio la cultura, e quindi con i miei interventi agronomici io faccio anche difesa, cioè rendo la pianta meno suscettibile, e questo ancora sposta l'equilibrio. Tutto questo ci consente di capire che non è facile interpretare. Devo rimettermi a sera, dico io dialetto veneto, mi scuso con chi non è uso al dialetto veneto, ma devo mettere a sera a farmi una matrice in Excel con tanti fattori, azoto, parassita 1, parassita 2, temperatura Y, e vedere come tutto questo, cosa non facile. Allora cosa facciamo noi oggi, molto tecnologici e istruiti? Usiamo per capire cosa succede in questo ecosistema molto complesso, usiamo dei modelli previsionali che tengono conto di tutto con algoritmi molto complessi. Facciamo quello che farebbe un agricoltore mettendosi a casa la sera: ho visto il mais 4 foglie, temperatura è stata questa, ho visto i BCA, BISO B, BISO C, eccetera, eccetera, e lo fa tutto il modello con una valutazione dei livelli di tanti parametri, e facendo interagire con un algoritmo, con una formula molto complessa, cosa può succedere fra 5-6 giorni, 7 giorni, 8 giorni, eccetera, a seconda del modello, la potenzialità del modello che abbiamo. Tutto questo, alla fine, la nostra capacità di interpretare questo modello e di fare gli interventi giusti per orientarlo a stati di equilibrio più favorevoli a noi, di fatto porta a diverse performance in termini di decay, quantità e qualità di prodotti, di impatto ambientale, di paesaggio che offro a tutti i miei concittadini, eccetera, eccetera. E quindi è proprio una scelta di base e di capacità di interpretare cosa succede nel mio agroecosistema. Ed è per questo che oggi la difesa integrata non può che essere un approccio olistico, una parolaccia, oli tutto, cioè deve considerare tutto, quello che faccio agronomicamente, le caratteristiche del mio terreno, e deve farlo partendo da una base di conoscenza della omogeneità del mio territorio. Quindi la prima base è zonizzare la mia azienda, i miei terreni, e dire: questo ha certe caratteristiche ed è omogeneo ed è A, un altro è B e un altro è C con altre caratteristiche. Io applico i modelli previsionali mettendo l'input di caratteristiche di queste zone omogenee per avere degli output dei modelli sempre più tarati e precisi sulle caratteristiche della mia zona omogenea. Quindi in un mondo ideale tutto il Veneto dovrebbe essere diviso in zone omogenee, ciascuna con le sue caratteristiche e con un modello previsionale che continuamente mi dice: sì, adesso, considerando come si sta sviluppando la cultura, che come si sviluppa il parassita A, B, C e D, devo fare queste cose. Quindi grande mal di testa. Fondamentalmente abbiamo visto che questo agroecosistema è complesso, molto complesso, ma può essere complesso abbastanza, potrebbe essere complesso molto. È vera l'affermazione che più è complesso e più è stabile? Se voi leggete l'allegato 3 della direttiva 128, che poi è diventato l'allegato 3 del nostro PAN, voi vedrete che si stimola la costruzione di un agroecosistema complesso, in fase di prevenzione. Si cerca di fare in modo che la rotazione, la complessità della rotazione, la complessità degli ecosistemi nell'agroecosistema, cioè la presenza di siepi, la presenza di
fasce inerbite di diverso tipo da quelle delle culture principali, eccetera, eccetera, tutto questo ecosistema, agroecosistema, sia complesso, perché questo preventivamente riduce il rischio di avere delle pullulazioni di parassiti. Quindi tutta la ricerca scientifica mondiale, per buona parte, con tutte le eccezioni che derivano dalla grande variabilità che abbiamo in natura, tendono a dire che più è complesso un agroecosistema, più tende a essere stabile. Quindi noi preventivamente, costruendo un agroecosistema abbastanza complesso, tendiamo a renderlo più stabile. E dobbiamo ricordarci anche questo nell'applicazione dei principi della difesa. Ma una volta che io ho fatto tutto quello che il primo grande principio della difesa integrata mi indica, cioè fare preventivamente, metto una varietà resistente, ho già fatto prevenzione, riduco il rischio di dover fare qualcosa dopo, ho fatto una rotazione che evita che alcuni parassiti specializzati possano creare un problema, ho fatto prevenzione applicando il primo comma della direttiva, dell'allegato 3 della direttiva 128, prevenzione. Ma una volta che io ho fatto tutta la prevenzione possibile e immaginabile, io posso e devo andare a vedere cosa succede veramente. Io ho fatto di tutto per evitare che ci siano problemi, ma non è detto che non ce ne siano, perché la variabilità naturale è elevatissima e alcune cose non riesco a prevenirle. E quindi vado poi a vedere cosa succede effettivamente in campo, faccio una gestione in linea dopo aver fatto la prevenzione. E la prevenzione l'abbiamo già detta cos'è? Abbiamo già detto che è rendere più complesso il nostro agroecosistema, fare della rotazione, più una rotazione complessa più tende a essere stabile, utilizzare cultivar resistenti, creare condizioni di sviluppo della pianta buone per renderla meno suscettibile, eccetera, eccetera. Una volta che ho fatto tutto questo e quindi più prevenzione faccio, minor rischio poi di trovare problemi ho, io vado effettivamente a vedere cosa succede in campo e applico il secondo e il terzo grande principio della difesa integrata. Il secondo è: non posso fare nulla, non posso prendere nessuna decisione se prima non ho visto qual è il livello dell'avversità o parassita che sia nel mio campo. Uno, dopo devo confrontarlo con un livello di soglia, ammesso di averlo, e dopo aver fatto questo posso prendere una decisione, ma questa decisione dovrà tener conto del terzo grande principio della difesa integrata, stando sempre al secondo, cioè monitoraggio e confronto con una soglia. Ciò implica un'altra conseguenza importante, che i trattamenti profilattici, cioè a prescindere, non si sa mai, il famoso trattamento non si sa mai, e i trattamenti fatti su larga scala senza aver fatto un monitoraggio prima sono interventi che sono in contrasto totale con il secondo grande principio di difesa integrata che io dal 1 gennaio 2014 dovrei applicare. Ma qualora io, nel fare bene queste cose, abbia individuato una popolazione sopra soglia, io devo tener conto del terzo grande principio di difesa integrata, almeno come io li inquadro per renderli semplici. Devo vedere se ci sono alternative non chimiche a disposizione sostenibili, cioè economicamente fattibile, tecnicamente che funziona, se no non mi serve a niente, e anche ambientalmente e socialmente accettabile. Se tutto questo è vero, io non è che vedo cosa fare, devo applicare l'alternativa non chimica, non è un'opzione. I principi sono chiari, dicono che qualora tu non abbia individuato una soluzione sostenibile da tutti i punti di vista e che alternativa al trattamento chimico, tu devi applicare l'alternativa, non il trattamento chimico. E quindi, in estrema sintesi, la difesa integrata è fare tanta prevenzione, come abbiamo visto prima, fare monitoraggio, confrontare una soglia. Allora, il livello delle popolazioni di parassiti è superiore alla soglia di danno? No, la decisione è nessun intervento. Nessun intervento vuol dire anche mantenere più complessità nel mio agroecosistema normalmente, quindi è doppiamente utile se veramente non c'è una popolazione sopra la soglia. Se invece la risposta è sì, per quel parassita sono sopra la soglia, a quel punto devo pormi la domanda: esistono alternative non chimiche? Sì, le applico, non ci sono? No, e allora farò il trattamento chimico, scegliendo tra quelli con il miglior profilo per l'uomo, per l'ambiente, quindi che squilibrino meno questo agroecosistema che io voglio tenere in equilibrio e che siano anche
accettabili per quanto riguarda il visto dell'operatore in primis, perché è quello che viene a contatto con le molecole alla più alta concentrazione, e con ciascun concittadino in generale. E quindi noi, per fare questo, tutto ciò premesso, essendo molto complesso, noi applichiamo modelli previsionali dove li abbiamo e lavoriamo per produrli, per avere dei modelli previsionali nuovi. Il mio collega Sandro Bolognesi dopo vi parlerà di quello che cerchiamo di fare per la cimice asiatica, ma in generale stiamo lavorando per tarare quelli che abbiamo già e mettere a punto dei modelli previsionali nuovi sempre più performanti per riuscire a prevedere sempre più in tempo cosa succede e intervenire rispettando i principi della difesa integrata. A questo punto ci domandiamo: ma chi deve fare cosa in questa applicazione? Allora noi abbiamo nella legge la definizione dell'utilizzatore professionale. Sull'utilizzatore professionale tutte le responsabilità, leggendo la legge, alla fine ricadono, ma devono essere, affinché lui possa operare, forniti degli elementi, un supporto concreto. Allora la legge dice, il PAN dice, le regioni e le province autonome devono informarlo, fare i manuali, fare tutta una serie di cose importanti, perché l'utilizzatore professionale, l'agricoltore, ma non solo l'agricoltore, il tecnico, chiunque operi in questo settore, riesca ad applicare veramente i principi. E mettendola proprio, la regione deve dare una rete di monitoraggio, i valori che dà questa rete di monitoraggio, delle soglie, dei modi di procedere. Dovrebbero esserci per ciascuna coltura dei manuali chiari dove ci sono le soglie, cioè il metodo per accertare il livello della popolazione, la soglia associata a questo metodo per valutare il livello di popolazione e cosa puoi fare dopo, quali sono le alternative, eccetera, eccetera. Questo dovrebbe essere fornito dalle regioni. L'utilizzatore dovrebbe provvedere ad applicare questo. E come la nostra regione cerca di dare consistenza a questo, la regione fornisce dei bollettini. Uno di questi è prodotto da noi in collaborazione con diverse enti, con l'unità organizzativa fitosanitario, con l'università, con la rete degli istituti agrari, con una serie di, soprattutto con l'ARPAV che ci dà i dati meteo e gestisce i modelli, li conserva dentro il computer e li fa girare alimentandoli continuamente con i dati della rete, della ottima rete che ha l'ARPA, che per noi ha sempre fornito dei dati utilissimi e anche che si sono dimostrati utili per tutti i modelli che abbiamo usato, e cerchiamo di dare con questi modelli continuamente delle informazioni con un certo anticipo. L'abbiamo fatto, quello che è nato pur in collaborazione con molti soggetti, ma è nato su iniziativa di Veneto Agricoltura, l'abbiamo chiamato colture erbacee, perché abbiamo ritenuto che le colture erbacee fossero un caso più speciale degli altri. A differenza delle culture del vigneto, del frutteto, cioè dove c'è una tradizione, una cultura di monitoraggio, di usare una trappola, di vedere, capire, soglia, eccetera, nelle culture erbacee, se vai a dirgli metti a trappola o la soglia Y, te guarda anche mai, rischi anche di essere menato da qualcuno. Dici, a sera so già straco e vai pure a fare che a sera vado a casa a dormire, prima a mangiare e dopo a dormire. Quindi è proprio, nelle culture erbacee, per poter fare veramente difesa, dobbiamo trovare delle soluzioni semplici. Noi le abbiamo descritte qua, lo vedete in questa diapositiva, a basso costo, perché i redditi agricoli sono più bassi. Possiamo pretendere di far spendere 500 euro a fare la difesa a un'azienda per ettaro, a un'azienda a seminativo, perché siamo fuori, non è possibile. Quindi devono essere strategie a basso costo, strumenti di facile uso che richiedono poco tempo. Le tecniche di controllo che vado a suggerire devono essere efficaci ma anche costare poco, perché non c'è il margine anche se adesso la soia è 620 o 630 euro per tonnellata, comunque non abbiamo dei margini enormi e comunque non dite che continua, non sappiamo cosa succederà. E quindi noi diciamo che questi strumenti che usiamo per le erbacee devono essere semplici, ben comprensibili, fattibili con poco tempo da investire, e devono quindi anche accettare un margine di errore più grande. E quindi in questo senso
devono essere associati, almeno nella nostra visione, a dei fondi mutualistici o comunque delle forme assicurativi che coprano il rischio dell'applicazione della difesa integrata, in modo che l'agricoltore la possa applicare con serenità, sapendo che gli eventuali errori o anche i non errori, ma la variabilità naturale enorme che può portare a situazioni diverse da quelle previste, tutto è vero in agricoltura, allora la morte è al 100%, ma tutto il resto è al 95, 94, 93, 70, 85, 80, non è certo al 100% perché la variabilità è enorme. Quindi dobbiamo accettare che certe cose sono sicuri al 95, ma nel 5% dei casi potrebbe andare diversamente, quindi devo avere un'alta capacità di coprire il rischio che sto correndo, e sempre di più si sta lavorando per avere questi strumenti che coprono questo rischio. E quindi qui riassumiamo qual è il nostro approccio: avere una rete di monitoraggio a maglia larga a costo molto basso che dà delle indicazioni per poi andare a approfondire con qualche costo in più in zone specifiche. Viene fornito il nostro bollettino via email a chi si iscrive, bollettino.erbace@venetoagricoltura.org, voi scrivete e noi vi scriviamo e lo ricevete dal giorno dopo, 2 giorni dopo, dipende un po' dalla nostra capacità organizzativa, ma in tempi brevi voi siete iscritti e lo ricevete. Oppure andate nel sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, andate nella sezione bollettino cultura erbacee che vedete facilmente sul sito, e da lì potete vedere i precedenti, potete vedere i futuri, eccetera. Se volete tenerli sotto controllo avete questa possibilità. Interessano tutte le nostre principali culture, il mais è una cultura più complessa e magari è oggetto di più bollettini, però si danno informazioni con modelli previsionali anche sul frumento, su soia, colza, sorgo e le altre culture importanti. Da quest'anno puntiamo molto anche sulla patata, che è oggetto anche di un gruppo di lavoro ministeriale, quindi cerchiamo di dare proprio anche delle informazioni più specifiche sulla patata, che possiamo considerare ancora erbacea e non arborea. La struttura del bollettino è pensata per fare continuamente formazione, cioè noi non cerchiamo di dare informazioni chiare, allora noi non cerchiamo il bollettino classico in cui a ciascuno legga quello che vuole leggere. Noi diciamo questo trattamento non sa da far, basta, diciamo ma se però te volle, cioè, secondo noi nel 90% dei casi questo va fatto, quindi in modo non ambiguo, in modo chiaro. Tuttavia in azienda decide l'agricoltore e quindi il bollettino cerca di fare formazione in modo che uno sia autonomo, e quindi in ciascun bollettino c'è il link, guarda questo è come si fa il monitoraggio, qui puoi vedere come si riconosce il fitofago A o quello B, eccetera eccetera. Quindi si cerca di rendere autonomo chi legge per il futuro a utilizzare questo bollettino. Poi fa la preparazione del bollettino. Se io troverò le note fra 2 mesi, uno non deve essere là che deve intervenire subito, deve essere già organizzato, e quindi si dice guarda, se fra 2 mesi succede questo, usa questo, 10 etoliti etero, fai questo, cioè si cerca di dare le informazioni perché uno possa agire velocemente. Si cerca di considerare tutte le interazioni, l'intervento fatto oggi può servire per più avversità, e quindi si cerca in questo approccio olistico di dare queste informazioni. In più si cerca di interagire con gli agricoltori e con chi effettivamente lavora la terra, e quindi si danno le trappole per poi fare questo monitoraggio. Poi intervisteremo un nostro collega che fa monitoraggio regionale che ci dirà, senza offenderci troppo, se questa attività di monitoratore di un sito, quel del Veronese, è effettivamente fattibile o non fattibile per un'azienda agricola. Anzi, glielo domandiamo subito. Caro Enrico Soffiati, ci dica, venga qui per cortesia. No, intanto non mi odi troppo. Assolutamente. Allora, ci dica se una stazione di monitoraggio che poi la dottoressa Bendivigno ci descriverà, se questa rete di monitoraggio che lei segue già da anni come un punto del monitoraggio regionale le comporta troppo lavoro o se è fattibile per un'azienda agricola. Tutti e due insieme. Sì, visto. Buongiorno a tutti. No, è fattibilissimo, bisogna prendersi il tempo necessario
per appunto perdere un attimo di tempo per mettere giù le trappole, cambiare i ferromoni nel tempo prefissati, andare a vedere se si è catturato qualcosa e Quante ore in un anno? Quante ore? 5 ore, 6 ore, cioè non è tanto. Questo è l'ordine di grandezza. Sì, appunto dopo se c'è la cattura, fa la fotografia, mandarla a Lorenzo Furlan, o a chi che sia, insomma, mandare la mail, che la mail arriva a tutti quanti i siti, dunque non è assolutamente difficile, insomma, anzi è uno strumento molto semplice secondo me e utile, perché appunto, come diceva Lorenzo, si vede se c'è da fare il trattamento o farà meno, insomma, e anche a livello economico cambia la vita dell'azienda. Grazie Enrico, sei un amico, poi saldo successivamente. Bene, allora adesso chiedo alla dottoressa Isadora Benvenu se ci descrive come è costituito un sito di monitoraggio regionale che dà tutte queste informazioni per far funzionare i modelli. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, un sito della rete di monitoraggio regionale è composto da una serie di trappole per monitorare i vari parassiti e quindi dare un feedback in entrambi i sensi, sia verso il bollettino e sia il bollettino che darà i vari feedback su come posizionare le trappole nel corso della stagione. Quindi si parte di solito a fine febbraio, adesso inizio marzo, in questo periodo, con il monitoraggio delle notue YS Jettum e dopo più avanti con quello sugli lateridi si parte con le trappole Yatloref classiche ormai e con tutti i ritmi scanditi dai vari feromoni a seconda delle specie che si presentano, all'inizio quelle che svernano come adulti e poi quelle che svernano come larve. Dopo più avanti ancora verso maggio avremo il monitoraggio della diabrotica, inizierà insomma con le prime catture di adulti e dopo via via durante la stagione con le cromotropiche. Dopo sempre durante l'estate il monitoraggio della piralide e poi dell'elicoverpa, insomma, e di solito si conclude tutto ad agosto, insomma, quindi non un grande dispendio di tempo, come diceva anche il nostro aiuto, insomma, dell'azienda Soffiati, ecco. Di questa rete fanno parte sia le nostre aziende di Veneto Agricoltura che anche le varie scuole, istituti agrari che già molti hanno aderito, insomma, anche quest'anno, è già una tradizione che si perpetua, insomma. Grazie Isadora, quindi ribadiamo che se qualcuno vuole entrare nella rete di monitoraggio regionale per avere delle informazioni molto precise per la sua azienda, ma contribuire anche a creare un'informazione più precisa a livello di territorio regionale, le trappole e i metodi sono forniti gratuitamente dal gruppo del bollettino e che chiede in cambio di avere dei dati ottenuti seguendo un protocollo molto semplice per garantire la qualità ovviamente di quello che poi andiamo a dire. Bene, allora adesso continuiamo nella nostra descrizione, ci sono altri bollettini nella nostra regione, io lascio adesso al mio collega Sandro Bolognesi una panoramica anche sulle altre culture, perché lui è un super esperto di culture non erbacee, si adatta con me a fare anche delle erbacee, ma lui è più un perennante, lui è quasi perennante, ha messo le radici e non va più via, si è ben installato sulle perennanti. E quindi chiedo a Sandro, per il dottor Sandro Bolognesi, che è un noto professionista che lavora sulla difesa integrata, se può dare una panoramica allora anche dei bollettini che la nostra regione offre anche per le altre culture e se poi ci illustra cosa stiamo facendo per ampliare la gamma dei modelli previsionali che sono al servizio del bollettino. Sono al servizio non solo del bollettino erbaceo ma anche delle altre culture, perché la cimice di cui parlerà non rompe le balle solo alle erbacee, anzi le rompe di più ad altre culture non erbacee. Sì, grazie, buongiorno a tutti.
Sì, io sono l'ultimo arrivato in casa Veneto Agricoltura e mi hanno incaricato principalmente di occuparmi di cimice asiatica, quindi sappiamo che brutta bestia, con che brutta bestia abbiamo a che fare, e quindi la sto seguendo con l'obiettivo principale di mettere a punto, chiaramente non da solo, in collegamento con colleghi anche più esperti di me, un modello previsionale che tanti anni che stiamo aspettando, che i tecnici stanno aspettando, che gli agricoltori stanno aspettando, per intanto riuscire ad individuare quelli che sono i momenti, diciamo così, più importanti, o meglio quelli decisivi, in cui intervenire contro questo insetto, in attesa che si mettano a punto delle strategie di difesa che siano realmente efficaci. Allora, vi faccio una rapida panoramica di quello che si trova a livello di bollettini in Regione Veneto. Innanzitutto diciamo che ci sono diversi soggetti che si occupano di redigere e pubblicare dei bollettini, perché il bollettino, come è stato detto in precedenza, è uno degli strumenti che l'agricoltore ha a disposizione per, diciamo così, programmare gli interventi di difesa e non solamente gli interventi di difesa. Come diceva correttamente il dottor Furlan, non è che l'agricoltore autonomamente si può mettere a fare tutte quelle valutazioni anche molto complesse che ti consentono di prevedere i cicli degli insetti, i cicli dei patogeni, i momenti di maggiore rischio. C'è qualcuno che lo fa per lui, è l'ente pubblico, e il prodotto di queste attività sono i bollettini che vengono messi a disposizione dei tecnici, degli agricoltori, di tutti i soggetti che lavorano comunque nel settore, per programmare meglio la propria attività. ARPAV è uno dei soggetti, oltre a fornire i dati meteorologici che sono alla base tra l'altro della stragrande maggioranza, se non direi di tutti, i bollettini che vengono prodotti in Regione Veneto, ARPAV già di per sé autonomamente redige alcuni bollettini. Bollettini che chiaramente possono essere scaricati direttamente dal sito dell'ARPAV. C'è un collegamento da Veneto Agricoltura al sito dell'ARPAV che consente appunto di arrivare alla pagina dalla quale si possono scaricare i bollettini. Perché i bollettini sono, diciamo così, descrizione della situazione in quel momento, dello sviluppo degli insetti e dei patogeni nelle diverse aree in cui viene suddivisa territorialmente la Regione Veneto. E il prodotto principale è il bollettino agrometeorologico regionale, che appunto sulla base delle condizioni meteorologiche è in grado di prevedere quello che sarà lo sviluppo nell'immediato futuro degli insetti e dei patogeni delle colture praticate in Regione Veneto. Ovviamente il servizio fitosanitario è un'altra di quelle entità che emette bollettini, oltre a coordinare l'attività così di intervento dei tecnici sul territorio, chiaramente di intervento intendo dire a livello volontaristico, e il servizio fitosanitario appunto redige autonomamente dei bollettini che sono divisi per gruppo di colture, quindi abbiamo bollettini frutticoli, abbiamo bollettini orticoli, bollettini erbacei, eccetera, 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 in modo tale che a seconda del settore di competenza del tecnico oppure dell'agricoltore il soggetto può scaricare quello che è più del proprio interesse. Questi bollettini vengono redatti, vengono predisposti dopo riunioni di coordinamento che vengono appunto organizzate e gestite da personale del servizio fitosanitario insieme con i tecnici che operano sul territorio. E anche sul sito di Condifesa Padova, ad esempio, trovate dei link che riportano i bollettini che vengono messi in rete dai vari soggetti che si trovano sul territorio. Questo per dire che c'è tutta una rete comunque di soggetti che si scambiano informazioni e si mettono a disposizione in modo tale che l'informazione possa circolare nella maniera più efficace ed efficiente possibile. Ecco, veniamo al bollettino cimice asiatica, che è uno dei più recenti ed è quello a cui sto attivamente partecipando dallo scorso anno,
il bollettino cimice asiatica ha lo scopo, la finalità di descrivere, quindi di mettere al corrente, diciamo, tutto il mondo agricolo della regione su come si sta sviluppando nei diversi momenti della stagione la cimice asiatica. E quindi fondamentalmente questo è un esempio di bollettino che è estratto appunto da uno degli ultimi bollettini dell'anno. Innanzitutto si descrive il momento in cui si trova in fase di sviluppo l'insetto, che vuol dire che si fa riferimento alla rete di monitoraggio regionale, che è composta anche questa da diversi soggetti, di cui Veneto Agricoltura è uno, ma c'è l'università e ci sono anche soggetti, come si diceva prima, che lo fanno anche a livello volontaristico. Quindi questo consente di avere settimana per settimana, nei momenti di maggiore rischio, la situazione di sviluppo dell'insetto in quel momento. Il monitoraggio ci dà un'idea di quello che viene catturato nelle trappole specifiche per l'insetto a livello di adulti, a livello di fasi anche pre-immaginali, e ci dà l'idea anche di quello che viene visto sulle piante, perché è un monitoraggio che si basa, diciamo così, su due fattori, su due aspetti. Uno è appunto il monitoraggio tramite trappole e l'altro invece è il monitoraggio direttamente in campo sulle colture. Ecco, dalla combinazione di questi due dati riusciamo a renderci conto della fase di sviluppo dell'insetto, che a questo punto sarebbe opportuno, sarebbe auspicabile avere a disposizione un modello previsionale, perché il monitoraggio ci dà un'idea della situazione in campo in quel momento. Il modello previsionale ci dovrebbe dare la possibilità di prevedere per un certo lasso di tempo quale sarà la situazione appunto dopo una settimana, 10 giorni, 2 settimane o quello che può essere. E chiaramente descrive anche, sempre il bollettino cimice asiatica, descrive anche quelli che sono gli eventuali danni che si verificano, che si rilevano, che la rete dei tecnici rileva sulle diverse colture che sono chiaramente tutte quelle che vengono coltivate in Regione Veneto, quindi possono essere le colture frutticole, possono essere le erbacee, le orticole, l'avete, il kiwi, eccetera, eccetera. Ovviamente il bollettino cimice asiatica è nato perché all'interno del progetto cimice asiatica della Regione Veneto, che tra i vari appunto propositi che si è dato c'è quello sicuramente di studiare e approfondire la biologia dell'insetto in modo tale da capire quali sono eventualmente le fasi di sviluppo che possono essere più sensibili ad interventi fitosanitari, di diffondere queste conoscenze, di diffondere la conoscenza dello sviluppo dell'insetto sul territorio, e quindi ecco che nasce il bollettino cimice asiatica, e se possibile, ritorno al discorso iniziale, se è possibile, e questo è ovviamente auspicabile, di mettere appunto a regime e di verificare sul campo un bollettino previsionale come c'è per tanti altri insetti oppure anche per tante altre patologie, in modo tale da poter programmare gli eventuali interventi. Interventi che potrebbero anche consistere, ad esempio, nella diffusione di insetti utili. Sappiamo che si sta lavorando non solamente in Regione Veneto, ma in tutte le regioni del nord Italia, si sta lavorando per verificare la possibilità di sia di insetti, diciamo così, esotici, quindi importati, come può essere la vespa samurai, sia di insetti che sono stati rinvenuti in loco, quindi diciamo locali, la possibilità di contrastare lo sviluppo di questo insetto, perché a livello di difesa, diciamo così, diretta, al momento effettivamente abbiamo delle armi molto spuntate, e se da una parte è correttissima, io sposo questa linea, che si deve, anche perché è un obbligo di legge, volendo, insomma, si deve applicare i principi della difesa integrata. Dall'altra parte, siccome l'ho vissuto sulle mie pelle come tecnico, capisco l'agricoltore che possa anche essere preso dal panico e quindi intervenire fregandosene dei principi della difesa integrata. Abbiamo verificato che non è che aumenti l'efficacia dei trattamenti facendoli più spesso rispetto a quello che, diciamo, teoricamente potrebbe essere utile, anche perché abbiamo delle armi spuntate in mano.
abbiamo delle armi che non sono realmente efficaci. L'insetto è un insetto talmente complicato e complesso che probabilmente di cui ancora probabilmente non conosciamo perfettamente tutti, diciamo così, anche i misteri del suo ciclo, le fasi più oscure del suo ciclo, per cui automaticamente spariamo nel buio, spariamo nel vuoto, senza avere una reale efficacia. Chiaramente non stiamo lavorando da soli, stiamo lavorando in collaborazione sia con entità che lavorano nella Regione Veneto, l'università, la rete delle scuole superiori di agraria, eccetera, eccetera, ma abbiamo intessuto anche una collaborazione con i vicini dell'Emilia Romagna. Io sono emiliano, sono ferrarese, e quindi è una realtà che conosco molto bene, conosco quasi meglio di quella veneta, e in virtù delle mie conoscenze abbiamo intessuto un inizio di collaborazione per mettere insieme le conoscenze, le esperienze, i dati di tutti, perché la cimice asiatica non riguarda solamente il Veneto, non riguarda solamente l'Emilia, riguarda ormai tutto il nord Italia. E questi sono i principi che dicevo prima contenuti del progetto regionale per far fronte al problema cimice asiatica. Giusto per mettere al corrente di qual è ad oggi lo stato dell'arte del bollettino del modello previsionale cimice asiatica, vi dirò che abbiamo a disposizione un prototipo che stiamo testando, lo stiamo testando sui dati dei 2 anni precedenti, quindi 2020 e 2021, perché abbiamo a disposizione tutti i dati meteorologici che ci ha fornito ARPAD e abbiamo a disposizione tutti i dati del monitoraggio. Di conseguenza riusciamo, facendo girare questo prototipo di modello, utilizzando i dati meteorologici, riusciamo a mettere a confronto le risposte che ci dà il modello con i dati del monitoraggio, quindi dati reali rilevati in campo sulle trappole e anche sulle piante. Ecco, io direi che il tempo è finito, si potrebbe parlare per ora, e quindi ridò la parola al dottor Forlani. Grazie molte Sandro per l'efficace intervento, e adesso andiamo a concludere lasciando spazio alle domande, se qualcuno vuole porre una domanda su quello che è stato esposto, e dando alcune informazioni di servizio. Allora, in ordine senza dire se di importanza, in ordine. Allora, il prossimo 8 marzo ci sarà un convegno di presentazione dei risultati del progetto Cimice Asiatica, per il quale potete iscriversi entrando nel sito di Veneto Agricoltura, e quindi 8 marzo mattina c'è questa occasione. Seconda informazione di servizio: oltre ai bollettini che vi ho citato prima, a cui potete iscrivervi scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org, ogni lunedì, con un certo stress, viene prodotto anche un focus bollettino cultura erbacee, nel quale a voce, cercando di rendere più vivo il bollettino, si danno le informazioni del bollettino e anche si fa vedere qualcosa di vivo nell'ambito del focus bollettino cultura erbacee. E questa è l'altra informazione di servizio. Dopodiché, se voi scrivete a bollettino.erbacee, eccetera eccetera, voi avrete sempre risposta. Dubbi, interpretazioni, critiche, insulti, offese vengono sempre recepite, magari le offese con meno gioia, ma vengono sempre considerate positivamente, nel senso, dal punto di vista di cosa ho sbagliato, si guarda e si risponde a tono, nel senso cercando di dare risposta alla domanda che arriva sempre e comunque. L'educazione magari di fondo può essere sempre accettata. Bene, allora adesso lo spazio alle domande per il pubblico presente. Dottor Silvano Cossaltano, forse no. Non vuole insultarci ancora oggi? No, anche perché è parte della famiglia che come è. Io sì ho una domanda. Prego. Dottor Francesco Fracasso. Sì, siccome ho anche un futteto, però l'anno scorso non ho avuto possibilità di raccogliere per causa gelata. Io ho notato nel mio futteto, quindi Eraclea, una forte pressione 3 anni fa, mi chiedo scusa, una pressione molto minore, parlo della cimice naturalmente, quindi la domanda per il dottor Bolognese, e volevo sapere, l'anno scorso
come è stata la pressione su frutticole e se secondo voi insomma ci sta la severità dell'attacco sta scemando perché si trovano degli antagonisti naturali, oppure se è semplicemente un caso dato dalla stagionalità e da aspetti che non riusciamo ancora a comprendere, del fatto appunto che ci siano anni con una maggiore e una minore pressione dell'insetto e naturalmente dei danni che questo comporta. La domanda è soprattutto sulle frutticole, però in generale anche su altre culture. Grazie. Niente, grazie a lei. L'anno scorso è stato un pochino anomalo effettivamente rispetto agli anni precedenti, nel senso che, parlo un po' in generale, non solamente del Veneto, parlo anche di quello che è successo anche in Emilia, perché le due situazioni sono abbastanza paragonabili da questo punto di vista. Ovvero, 2 anni fa la diffusione dell'insetto e anche l'entità dei danni, e anche la diffusione dell'entità dei danni è stata più omogenea, diciamo. Adesso l'insetto è partito, il tutto è partito dalla provincia di Modena, lo sappiamo tutti, è inutile che io stia a fare la cronistoria, e da lì poi si è allargato a macchia d'olio fino ad interessare gran parte dell'Emilia Romagna, gran parte di tutto il Veneto, parte della Lombardia, eccetera, eccetera, eccetera. E man mano che si allargava, quello che si è notato è che nelle zone originarie la pressione è andata via via diminuendo, che non vuol dire che sia scomparso l'insetto e che i danni siano del tutto scomparsi, perché si è continuati ad avere comunque dei danni significativi. L'anno scorso è stato anomalo perché effettivamente vicino a zone molto attaccate e quindi con dei danni anche molto seri, adesso parliamo soprattutto del settore frutticole, avevamo zone anche limitrofe, quindi confinanti, dove invece la pressione dell'insetto è stata molto minore e i danni sono stati pressoché, non dico significanti, ma comunque diciamo sostenibili, ecco, fisiologici se possiamo dire, e si fa fatica a capire a che cosa sia dovuto questo fenomeno, tant'è vero che giustamente in tanti stanno proponendo uno studio sulla dinamica della popolazione su vaste aree, e questo sarebbe estremamente interessante perché ci potrebbe portare a capire come mai si verificano appunto questi fenomeni che diversamente sono inspiegabili, perché effettivamente zone limitrofe presentano dei livelli di dannosità che sono anche molto diversi fra di loro. Quindi io spero che si dia appunto adito in tempi anche molto brevi ad una ricerca di, come dicevo appunto, di dinamica di popolazione, perché è fra i tanti punti oscuri che citavo prima così en passant della biologia di questo insetto, della dinamica di questo insetto. Ci sono molte, come posso dire, aspettative chiaramente sulla difesa biologica, che vuol dire sull'inondazione utilizzando insetti utili, la vespa samurai, ma anche insetti, diciamo così, locali. In alcune aree, mi riferisco ad esempio al Friuli, perché in uno degli ultimi convegni appunto a cui ho assistito c'era un rappresentante di ERSA del Friuli, il quale diceva che da loro in effetti la popolazione è diminuita e analogamente sono diminuiti i danni, ma hanno verificato una presenza sempre più diffusa non tanto della vespa samurai, ma diciamo del suo cugino, diciamo così, prossimo, il Mitsukuri, tanto per intenderci, e quindi lì si è individuata la causa, anche se non è detto che sia l'unica causa, ecco. Quindi sicuramente è un complesso di fattori che bisognerebbe individuare con maggiore precisione. Se posso fare un intervento polemico, ma fino ad un certo punto, la ricerca si è concentrata molto, e da una parte giustamente, sulla ricerca di prodotti chimici, biologici che siano efficaci, e si è perso un pochino, secondo me, come posso dire, la possibilità e il tempo invece di fare delle indagini più di base, ecco, a livello effettivamente di ricerca sulla biologia e dell'insetto, sulla dinamica di popolazione dell'insetto. Grazie Sandro. Grazie. C'è un'altra domanda. Volevi, allora, battuta dopo. Proprio la battuta. La popolazione di vespa samurai ha superato l'inverno oppure si è estinta?
No, la popolazione di Vespa Samurai ha passato l'inverno, il 2021 è stato il secondo anno di, diciamo così, di sperimentazione, e quindi sappiamo che quella che è stata lanciata nel 2020 poi si è ritrovata in parte nel 2021. È chiaro che ancora non ha raggiunto dei livelli, diciamo così, di presenza nell'ambiente tali da riuscire ad essere efficace in maniera significativa, ecco. Però può essere conservata sicuramente. Possiamo dire martedì 8 ci saranno questi dati e comunque comincia a esserci una presenza visibile della parassitizzazione. Prego, dottor. Sì, io sono Gerardo Di Giorgio con Diretti Verona. Noi abbiamo sviluppato da 2 o 3 anni, diciamo, un percorso di monitoraggio che in collaborazione con la regione, logicamente, sulla cimice asiatica, e ci siamo diciamo concentrati sulle colture frutticole, però ci siamo accorti anche che purtroppo il tutto non è esaustivo, e qua mi allaccio al ragionamento che faceva prima Lorenzo, perché questo insetto si sposta, e quindi sarebbe veramente interessante e opportuno, e forse lo faremo anche in collaborazione quest'anno in maniera attiva con la regione, andare a controllare che i semini attivi, cioè il mais e la soia, che sono delle bombe, diciamo, dal punto di vista riproduttivo, che poi producono il fatto che questo insetto si sposta e va nel melo, va nel kiwi, nelle culture autunnali, e quindi ci crea quei danni. Quindi qua il ragionamento si diceva di anche il mondo dei seminativi che sia attento a queste tematiche, per la cimice è proprio perfetto il ragionamento. Sì, condivido totalmente l'analisi del mio collega Giorgio, e vi cito noi dobbiamo guardare gli ecosistemi nel loro complesso e come si muovono le entità dell'ecosistema al loro interno. Ci sono esempi clamorosi, per tanti insetti che sono stati introdotti negli ultimi anni, per esempio la diabrottica, fino a che il mais non fioriva e quindi andavano a mangiare quello, e andava a rompere scatole sui persei, sulle pesche per esempio, no? E l'attacco spariva nel momento in cui fioriva il mais, perché gli adulti che erano già emersi in quel momento trovavano più appetibile quindi anche la gestione proprio delle culture, delle epoche di maturazione, delle precocità, cioè dovremmo avere sempre una visione, la parolaccia la ridico, olistica, cioè è tutto l'insieme che contribuisce ad avere il danno sulla cultura A o sulla cultura B, e quindi se non c'è questa conoscenza complessiva di tutto l'ecosistema e delle interazioni che intercorrono continuamente, noi ci troviamo spesso le sorprese. Quindi a maggior ragione sviluppo di modelli previsionali generali che tengano conto di tutto quello che c'è attorno anche, ed è quello che cerchiamo di fare con i mezzi che abbiamo a disposizione. Bene, allora mi sa che ci cacciano via, vi ringraziamo dell'attenzione e ribadisco, se volete informazioni, bollettino.albaceo@venetoagricoltura.org, noi rispondiamo. Alla prossima!